Eccoci mister, un 2-0 meritato, anche se il Portogallo non è che sia stato proprio messo sotto completamente. Avete trasformato le occasioni che avete avuto e poi è andato tutto liscio, insomma, in discesa la partita. Sì, noi stiamo attraversando un periodo abbastanza buono, da 4 domeniche che non prendiamo gol e quindi oggi noi dovevamo a tutti i costi vincere, non perché dovevamo vincere, ma per la classifica che non meritavamo una classifica del genere e quindi volevamo portarci in una posizione più consona alla nostra portata. Mancando 4 partite alla fine, con questi 3 punti, insomma, se non matematicamente, ma insomma la logica dice che difficilmente sarete risucchiati sui play-out, insomma. La matematica non ce lo concede, però possiamo dire che siamo a buon punto, insomma. Qual è stata l'arma vincente della sua squadra stasera? Ma la voglia che ci hanno messo tutti quanti, questo è un ottimo gruppo, sono ragazzi che dedicano anima e cuore alla squadra e quindi forse il succo è questo. Per concludere, vi siete fatti una tabellina, avete in mente 2-3 punti o ve la giocate ogni domenica? No, noi ce la giochiamo ogni domenica, adesso l'obiettivo di domenica è il Carini, con la quale vogliamo assolutamente far bella figura e quindi cerchiamo di porci degli obiettivi di domenica in domenica. In bocca al lupo. Crepi, grazie.